Marco del Dino. Adeste conto la storia del calendario dell'anno veneto. Nel corso dei secoli vi sta tanti calendari e tanti diversi capodani. Teghe da saper che pari greci l'anno l'iniziava nella seconda metà di luglio, e invece per i cinesi il capodanno è fra il 21 di gennaio e il 19 di febbraio. E invece conta che i Celti le celebrava il 1 di marzo. Allora com'è che è successo? Nel 153 a.C. i Romani ha detto: adesso il Capodanno non sarà più il 1 di marzo, ma sarà il 1 di gennaio. Perché proprio il 1 di gennaio? Perché era la data di insediamento dei consoli. I consoli, una specie del primo ministro dei giorni di Ancò, solo che erano due, i duravano carica un anno, e l'anno scominciava il 1 di gennaio. Siccome aveva fatto i conti mal col tempo che mette il sole a girare intorno alla terra, pian pianin, anno dopo anno, il calendario la c'ha un po' di ritardo. È il ritardo di una stagione, che non è mica poco. Te sai, scambiare l'autunno per l'inverno è un bel casino. Non te sepisse mangiare l'uovo o le naranze. Allora Giulio Cesare nel 46 a.C. l'ha fatto la riforma e l'ha messo a posto il calendario uguale a come ancora noi altri conosciamo, e si chiama il calendario giuliano. E così il Capodanno le sta fissato il 1 di gennaio. Allora i nomi erano tutti differenti, perché settembre era il 7° mese, ottobre l'8°. Allora gli ste spostè, settembre è diventato il 9° e dicembre il 12°. Un po' un casino. Alla fine l'impero le crollà, un disastro. E qui che arriva dopo gli adottà calendari differenti. Allora i cristiani gli piaceva il calendario giuliano, anche se spostava un pochettino le date di inizio dell'anno. Nella zona del Veneto invece s'ha preferito conservare il 1 marzo come cao dell'anno. Il 1 marzo probabilmente era l'antico capodanno europeo. E intorno all'anno 1000 le sta recuperata come inizio dell'anno legale nel Ducato Veneto Lagunare. E allora succede che sui documenti del Ducato e della Repubblica di Venezia, dal 1000 fino all'invasione francese del 1797, vi siano le date che è sempre la dicitura More Veneto, che vuol dire secondo l'uso veneto, per indicare che tutte le date comprese nei mesi di gennaio e febbraio, secondo il calendario veneto, le apparteneva ancora all'anno precedente. Ecco perché in tanti posti si festeggia il Capodanno il 1 di marzo. Ecco perché in tanti paesi del Veneto è la tradizionale festa del Batter Marso. Nella sera dell'ultimo giorno di febbraio, i butteletti del paese corri per le strade tirando lunghe file di barattoli e battendoli coi bastoni, nel modo di festeggiare la fine dell'anno vecchio e l'arrivo della primavera. E coi bastoni si spera de pararia la stagione fredda. E noi altri, con o senza bastoni, sperando de pararia la stagione fredda e anche a tutte le magagne dell'anno passato. Buon anno, Butei! Ciamar marzo. Querci e bussolotti, pegnatti antiani rotti, in man de sti bociasse, funziona da gran casse. I pesta che va in vento, e il core se contento, che ringraziando Iddio, l'inverno se finio. Versemo le finestre, levemo le querte, le moneghe fogare, mandemo a far lustrare. Mettemo via le maie, pastrani e peliciotti, non ste dirghe canaie, se rompe i bussolotti. Diciamo a primavera, resuscita la terra, con la stagione novela, la vita se più bella. Al sol primaverile, chiedemo il benvenuto, e anche il campanile se unisse nel saluto. Nell'altopiano di Asiago si accendono i falò nei campi per tutta la notte. A Recoaro si sfila per il centro con carri tradizionali. A Valdagno, l'usanza più diffusa, è fora febbraro. Si realizzano dei botti con delle bombole di ferro e carburo, i famosi sciocchi col carburo. Infatti si dice: sei valdagnese se ti diverti di più a fora febbraro che non all'ultimo dell'anno.